E tu sapevi come fare una besciamella senza grumi? Fatta bene? La besciamella fatta fresca tutte le volte è giusta. Il rapporto che va tra burro e farina deve essere ideale. 80 grammi di burro, 70 grammi di farina, 1 litro di latte. Il sale non c'è bisogno di farvelo vedere. È immancabile un po' di noce moscata grattugiata, fresca. Mettiamo il burro, lo facciamo fondere. Mi raccomando, non fate come tanti che mettono burro e farina insieme, poi lo buttano nel latte e hanno fatto la besciamella. La besciamella è una salsa bianca, ma anche se è una salsa bianca, la farina deve leggermente tostare e il burro deve fondere completamente. Latte caldo, mettiamo la noce moscata, ok? Il sale non va messo adesso perché può rischiare che il latte faccia la cagliata e quindi si strappi. Quando è pronto il roux, il burro non deve caramellare, deve sfrigolare, si deve asciugare la sua acqua, perché se non asciuga l'acqua facciamo un lavoro differente con il roux, perché questo si chiama roux. Mettiamo la farina e la facciamo tostare leggermente nel burro. Quando vedrete che comincia a sobbollire e comincia a fare delle bolle fitte, è pronto. Versiamo il roux nel latte caldo, mi raccomando, sotto il bollore, e lo versiamo tutto all'interno. Vi aiutate con la frusta, miscelate il tutto, vedrete che non si addensa in questo momento perché non è arrivata ancora la bollitura. La fase di addensamento degli amidi è sopra gli 80 gradi, ci manca l'ultima fase. La portiamo al bollore. Un bollore di 30 secondi è più che sufficiente per raggiungere il risultato che vogliamo. Una bella besciamella cremosa. Calcoliamo circa 5 grammi di sale per litro di latte o poco più. Besciamella cotta, ma è più grumosa. Trucchetto finale, soltanto perché è rimasto alla fine del video, il mio, 100 ml di panna. Se volete qualche altra tips, scrivetelo nei commenti, cercherò di rispondervi e mi raccomando, fate i bravi.